Domenica al Maradona, la partita più sentita per i tifosi del Napoli. Si gioca Napoli-Juventus. Cosa ne pensano i tifosi? Andiamoglielo a chiedere. Vabbè, la Juve proprio non c'è paragone, fa schifo. Napoli tutta la vita. Allora, diciamo la Juve, noi abbiamo affrontato la Juve, questa purtroppo è una squadretta perché la squadra campioni d'Italia ancora oggi siamo noi. Purtroppo malacuratamente è andata così, è andata così. Allora, io voglio far vedere a tutti i juventini pure, ma soprattutto meridionali, perché quella è la cosa orrenda. Eccolo qua. Io direi da meridionale vorrei tifare Barcellona, Liverpool, Real Madrid, ma che voi tifate questi qua? Ma chi sono questi qua? Questi non hanno colore, non hanno niente. Tifiamo il Napoli, noi tifiamo il Napoli, che vinca il Napoli. Io tifo Juve. Sarà molto calda la partita secondo me, molto contesa, ma io tifo per il Napoli. È una grande sfida, sono due grandi squadre, però secondo me la Juventus quest'anno sta spingendo tanto e potrebbe mettere in difficoltà il Napoli. Sì, perché comunque è una rivalità storica e quindi è comunque sentita, anche se il Napoli è un po' calato. Sempre anti-juventini, quindi sicuramente vincerà la grande. Vince il Napoli, proprio a mani basse. Esatto, è molto sentita perché diciamo al Napoli servirebbe una vittoria anche se la Juve ormai per lo scudetto non gioca più. È la partita più importante, è la rivalità più sentita per il Napoli. Il Napoli con le grandi squadre sappiamo che si sveglia, ad esempio pure col Barcellona mercoledì scorso si è svegliato nel possesso palla soprattutto, che faceva girare palla a destra e a sinistra. Però il Napoli ce la può fare contro le grandi squadre, soprattutto contro la Juve ce la potrebbe fare. Bella sfida, il Napoli che ha fatto 6 gol, la Juventus che anche viene da una serie positiva. Credo che sarà una bella sfida tatticamente e tecnicamente. Giustamente il singolo può fare la differenza, sia della Juve che del Napoli. Forza Napoli. Allora, è una sfida sentita a livello di animo e di tifosi, però diciamo che l'importante per il Napoli sono i 3 punti e non diciamo vincere proprio con la Juve. È la sfida più sentita, sì, sono d'accordo con te, ma bisogna mettere anima e cuore in campo e magnawa giù. La partita è dura, però possiamo portare il risultato a casa, almeno un pareggio. E mi avrei scattato per quindi. Beh sì, ovviamente con la Juve c'è molta rivalità. Secondo me però il Napoli può fare un'ottima prestazione e ce la può fare a vincere. Speriamo che vince il Napoli. Niente, speriamo bene che si sono svegliati, che vi devo dire, speriamo bene. Soffriamo, quando guardiamo le partite soffriamo. Si dovrà dare il massimo, ma se il Napoli si impegna si può fare. Il Napoli deve lavorare perché è sempre contro la seconda in campionato e soprattutto è la Juventus che è la partita più importante. Eh sì, è molto sentita qua, infatti dovrà dare tutto il Napoli per vincere. Sì, speriamo che i calciatori come sempre, come hanno giocato ieri, fanno una bella partita, diano l'anima come hanno dimostrato ieri. E anche perché ci teniamo, questa è una sfida molto sentita, per noi conta molto. Quando il Napoli gioca con la Juve è sempre una finale di Champions League per noi tifosi napoletani. Dopo con questa vittoria penso che i giocatori sono un po' più gasati, speriamo bene. È dura come partita, però ti ho detto, ti ripeto, vedendo la partita di ieri ce la possiamo giocare, ma è tosto però ci crediamo. Poco ma sicuri, da quando sono nato praticamente è una sfida contro la Juve, quindi domenica sicuramente sarà una grossa partita, il Napoli vincerà, anche perché la Juve ultimamente non è che sta facendo granché, sinceramente. Penso che ce la faranno.